Larissa Iappichino, terzo posto nel campionato italiano indoor prove multiple. E com'è andata? Come sono andate le tue gare? Mi ritengo soddisfatta dell'atteggiamento che ho avuto durante la gara perché sono partita con un tempo sui 60 ostacoli non tanto soddisfacente, era abbastanza alto rispetto al mio personale. Poi per quanto riguarda l'alto, ecco lì è una delle specialità in cui devo ancora crescere, formarmi e ho fatto 1,50 con un personale 1,56 però diciamo ho capito di avere molto margine in quella specialità. Stessa cosa nel peso dove ho lanciato un 9,90 che però mi hanno annullato e ho chiuso con un 9,43. Anche lì ho capito di poter avere ancora margine di miglioramento. Poi c'è stato il boom, che è una cosa surreale veramente, cioè non ci credo veramente ancora. Un 6,36 dal primo anno ho battuto il record italiano allieve e sono strafelice perché è veramente inaspettato. Ora forse l'adrenalina, ho chiesto l'aiuto del pubblico con la clap e non lo so, non ci credo ancora, non so come ho fatto. E poi nei 400 è andata un po' maluccio, partivo con un 58-58 con molto margine, però non lo so, forse l'adrenalina che ho diciamo buttato via nel lungo per la felicità e poi mi sentivo anche molto contratta, infatti mi è preso anche un crampo. Durante la gara ho chiuso con 59,33, va benissimo e sono veramente molto contenta del terzo posto perché ho migliorato il mio personale che era l'ex record italiano e niente, però comunque mi ritengo soddisfatta. Hai fatto una descrizione perfetta delle tue gare, tantissimo l'entusiasmo, ma senti, iniziare una stagione con un record italiano. E cosa significa? Significa moltissimo, cioè da una parte ti senti diciamo non tanto sotto pressione però comunque con la responsabilità diciamo di mantenere quel certo tipo di risultati, magari anche migliorarti, ora non importa magari vincere una medaglia d'oro ma comunque cercare di migliorarti e niente è stato veramente il miglior modo per iniziare questa stagione, spero di divertimento e grandissime soddisfazioni. Senti, tu respiri, hai da sempre respirato atletica leggera a casa, da mamma Fiona, insomma, che ruolo riveste l'atletica per te? Allora, al momento è un grandissimo divertimento, però spero col tempo di farla diventare un qualcosa di più serio, però adesso penso a divertirmi e a fare nuovissime esperienze. Che cosa pensi che ti specializzerai? Allora, al momento le mie specialità preferite sono i 400 ostacoli e il lungo, quindi punto a quelle al momento, però anche le prove multiple non mi dispiacciono, magari se metto apposta qualcosina. In bocca al lupo. Crepi Lupo, grazie mille.